Domenica 23 giugno le primarie sulla fusione di Arzene, San Martino al Tagliamento e Valvasone. In 5.000 saranno chiamati ad esprimersi sui due quesiti contenuti nel pre-referendum, sede e nome del nuovo comune unificato. Tino Zava. Coinvolti i cittadini maggiorenni dei tre comuni, urne aperte tutto il giorno nei municipi, ribaditi più volte i vantaggi della fusione, razionalizzazione dei servizi, incentivi regionali, maggiore importanza politica, visto che dall'unione scaturirebbe una realtà di 5.500 abitanti su una superficie di una cinquantina di chilometri quadrati, un polo forte insomma con maggior potere contrattuale verso enti e istituzioni, anche se la fusione taglierebbe gli amministratori da 45 a 21, ma c'è il rischio di smarrire o mettere in secondo piano l'identità civica? Non credo, perché di fatto le tre comunità sono già unite, da tantissimi anni i nostri ragazzi vanno nella stessa scuola, le associazioni sono le medesime per tutti e tre i comuni, non c'è questo timore dal mio punto di vista. Una certa egemonia, soprattutto in chiave storica, viene riconosciuta a Valvasone. Il sindaco di San Martino, Giampaolo Dagnolo, ha già detto che non si opporrebbe a che nome e sede finissero all'ombra del castello di Erasmo. Nessuna pregiudiziale neanche da parte del primo cittadino di Arzene, Lucia Raffin, anche se nel corso delle varie assemblee qualche ipotesi diversa è saltata fuori. Si parla di uno dei tre nomi, o Arzene o San Martino o Valvasone, qualcuno ha proposto un luogo storico come San Giacomo e nell'ultimo incontro che c'è stato una proposta nuova, Valvasone e Uniti. Raccolte le indicazioni delle primarie del 23 giugno sarà la commissione intercomunale a prendere la decisione definitiva che dovrà essere ratificata dai tre consigli, quindi dopo il via libera della regione il referendum vero e proprio a novembre.